Padre Vincenzo! Padre Vincenzo! Uè! Passassi cabanna! Non posso passare! E che? Ogni minuto che mi chiamano me lo risetto! A cercare uno telefono! E qui vieni! Hai visto che era papa? Papà! E che facci sti giuristi? Pronto! Pronto! Che arriva ormai? Che arrivi? Ci disse che aveva la prostata infiammata! Oh, bella madre! Lo pigliavano per fissa perché parlavano di prole! Chi c'entra papa che prole? Aveva essere fatto che hai a gira a Roma per nomina cardinalizia. Ora mi vai a informo a cacche panna. Vabbè. Ho permesso. Vabbè. Tu eri sicuro che ero papa. E tu pareva tanta voce. Vedremo che fare qua. Oh signorina, Chi è sto coso? mammuzza, ci faccio sapere chi è? Sì. Tassi qua. Questo è un computer, è una macchina. È una maghiri. Allora per davvero solo sofrati. Andiamo a È dire. una macchina. Andiamo a dire che non banda a cama, stare assettati. Ora ci faccio sapere una cosa. Questo è Facebook. Chi? E ora ci faccio sapere il suo profilo. Che ave? Mi dici tu come mettere il profilo? Ci faccio sapere il suo profilo Facebook. Ca. E come metti un dogo? Io la mettevi, però guardassi qua, ma scusare, ci metteva la faccia di un'altra, perché la Stefano faceva scantare, quindi ne mettevi. Guardassi qua, questo coso qua, lei già avevi, guardassi, 50 richieste d'amicizia. Non mettiamo tutti questi cristiani piaciuti se bene non canta la nota. Ma quali qua? Questi sono amici virtuali, nel senso che non ne avevamo. No, non che stai capendo. Manco io, però guardassi non qua. capire. Ci gestisco io. Però non ci diciamo niente a me frati, dobbiamo anni poi sapete con me. No, a sto frate non ci va a dire niente, perché io è pazzo, no, Per monoranno. favore poi si dia. Guardassi, se lei si sta cemuta ci faccio sapere un'altra cosa. Te lo giuro. La vera chi sta qua? E questa brutta? Brutta, chi sta qua è amezzita. Qui? Piaciuzzo, stai attento, gioia, perché femmine tinti in tomo non ce ne assai. No, guardassi, ora funziona così. Io ci faccio richiesta l'amicizia, giusto? Id accetta, perché la mia cliccamo, cliccassi a sé. Accetta, richiesta l'amicizia inviata. Ora Id accetta richiesta l'amicizia. Io ci scrivo ciao, Ida mi scrivi ciao, dopo ci tu che fai, Ida tu che fai? Ti invito a cena, Ida accetta l'invito a cena, dopo ne facciamo Vieni, dopo ne facciamo ziti e se tutto va buono ne maritiamo. No, piaciuzzo già per favore. Vada, a qua appartiene questa? Chi ne sa ciò qua? Ma lei ha conto medio euro? Chi ci interessa a qua appartiene? Gioia, tu femmine tinti in tuo mondo, ce n'è assai. E ne aspettano l'ora di capitare che babbo come te, a questi si maritano, si mettono in e si fanno campare. E questo è un risultato. Vada, non ci dire niente a me frati, picchino si dia e tu sai che ti tieni come un figlio. Io ci posso dire una cosa, io paro babbo, ma non sogno babbo. Come figlio della signora Rosa che si dice fuori di chida. Io non me ne faccio fuori anche perché qui io sto bene. Speriamo figlio. E fammi vedere qua, aspetta, no, capi buona una cosa. Petro! Oh! Petro! Chi vuole? Rapimi! Ciao sogno, stai navigando! Stai navigando! Maria! Corri che sta là qua a casa! Nella conosca l'auto che Petro sta navigando! Chiamate pompere da qui! Sta là qua a casa! Io si sentiva male. Maria! Sì! Maria! Allegio, sono là qua a casa! Picchia pezzi, sono là qua! Ma quali case? Pezzi, sono là qua a casa! Un vari! Capire come sono là qua a casa, non c'è stato che navigavi! Mai. Io navigavo sopra internet! E che vi rompete tutto quanto con questo internet! Non credo che aumenta a bolletta la luce! Chi era che mi arrivava ieri in foglio Wi-Fi? Chi? Wi-Fi! Che ne sa? Che ne saccio io? Ah, wifi! No!
Wi-Fi. Vabbè sì, wifi. Chi c'era scritto Wi-Fi e poi ADSL. Voglio su sti cose. Tale, se mi arriva la bolletta su vecchio te l'euro tu paghi, E perché quando mi pare se si piglia pure la pensione, che mi rettero? Certo che mi piglio io, perché tu sei babbo. Non faccio il sogno babbo, se lei si piglia la pensione non c'è curente, sogno babbo. Ma senti, quando mi insegni pure a me a navigare? Sorozzi, ti metteste pure tu a navigare, che andiamo a cattare la barca. Gioia, usai, quando iva a Roma, che usciva una signora, che con computer si ritirò in un bello sito di sopra internet e suo marito magari. Sul ritirò di sopra. Sì! Allora chi l'ha visto ieri? Perché? Chi parlava non diceva sopra internet. Dopo ci diceva sono rimasto in prigione. Io ci mandò 17.000 euro. Poi una 30, poi una 40, quando spurpò, state muta ieri all'Africa e su come c'era mare non potete navigare. Ma i soldi navigare e arrestò fottuta. Chiudi sto computer e gettiamo e levi una bolletta wifi. Ci posso dire una cosa? No. Solo, quando Massè non c'era, disse che si ritirava pure un bimbi. Si ritirò un bimbo? Ti ritiraste un bimbo? No. Scancella dopo, come si scancella? Chi? Un bimbo che muore una 4 a 5. Chiudi dopo. C'è dire che non volevamo bimbo, che non potevamo crescere. Scancella, fai, ricci, presto! È un folletto ora che faccio. Fare con fudditto, chi è uno spirito, mi scanto. Leva tutte queste cose, non voglio né bimbi e né fudditto in mia casa. Scancella dopo. Sta gita a Roma, Si era buono, si era buono. Il bimbo te lo faceva a tempo giusto e non a tempo scaduto. Con il primo uomo che passava. Ma veramente Gioia, ora si ritira un bimbo e ne sai che ne mandano un euro giallo, rosso, verde. Un bimbo, con il primo uomo che passava, tu facevi. Non c'era niente di male. A me ne avevo ma culo a stare ci cosi. I cosi mi lascia a me. Sì, a te, che sei babbo. Quanto troppo ti sciafutto un attimo. Poi hai una preoccupazione. Prego, Signore, mi muori tu prima di me. Io prego, Signore, mi muori lei prima di me. Nunca così arresti povero e pazzo. Solo, quanta che a Roma. Ci battere i sentimenti. Gioia, sta gita invece mi fece capire tante cose, mi fece allargare i sentimenti. Sì. Un sentimento ce l'aveva allargare suo frate prima No, parte. Gioia, mi fece capire tante cose. Vedremo riscincirli ora i sentimenti. E chi capivo? Tu che si allargato. Per esempio, che l'amore non ha età. Sì. Ma c'è l'età biologica, cara Mariuzza, e oramai tu sei un fico secco. Ma non rubava. E allora che ti metti? L'uomo intra quanto troppo un nagamo io corriggendo, già ne basta peggio. Ti ripeto, se eri buona ti maritava a 20 anni. Ma cerca di levare tutte queste cose da mezzo che non ne vengono i fuiuti, capisci? Ma dassi, che ora su. Io non so che ora su, ora parto. Sono l'11:20. L'11:20, fai mangiare, presto. E no, io dico con ne viene un figlio della signora Rosa. Anzi no, viene la signora Rosa, tutti questi traffici. Sì, ci dissi io che hanno a venire, Pizzuzzo, ti raccomando a te, Gioia. Ora che sogno cardinale, non è che mi a fare male fuori. No. Quando i vengono, tu te ne vai da bagno e ti fai i fatti tu. Va bene? Va bene. Come finivo con la storia? Allora mi montuato e chiudi. A cui? Vieni qua. Badini. Settiti. Perciò, qual è? Usino, così. Ma perciò 2 anni che mancavi su Cirico tutto sto manicomio. Ma non credo che Petro vuole fare usino. Ma eri pazzo, figlio, pazzo. Babbo, no pazzo, viene babbo. Oh, signore, solo sto paio non mi mancava. Tale, io ora ci chiamo rettura o psichiatrico e ci dico mi ci cancia ancora, perché sto discorso non può essere che tu vuole fare così. Ma oltre idro, quelli che si vuole candidare si intende. O se a cosa sentivi dire che si vuole candidare? A Maisha che da Dane, a Maisha Umberta, con movimento Rigrillini. Oh signore, uno pazzo, la fascialica, va da sto punto di verità fra tutto, meglio Picciuzzo, almeno resta in famiglia. Che poi i grillini picchi satono. Ma che saggio figlio. Ma tutti pazzi proprio sono. Solo lui non mancava. Io ora passo da bagno
mi vai a piglio un bicchiere di acqua. Guarda, signoruzzo, mi ci ne pare forte, tu appigliu. Vammi a pigliare questo bicchiere di acqua. Ma tra Ida e Pedro non si capisce più chi è che va a vincere. Chi tu rubaste chi? Maria! Chi tu rubò? Allora ti abbattono. Qui viene, per fuiuto ancora è presto, l'11:20. Chi è? Sono io, la E anch'io maestra sono Umberta io. Maria Filiberta. Qui risponde il citofono automatico di Padre Vincenzo. Padre Vincenzo non è in casa. Lasciare messaggio per lui, grazie. Per cosa, Prego, mi apra. per cose urgenti, chi sta a porta mi scassa. Prego, signora. Oh, bella madre, come si apparò, come una ruggirco. Prego, si accomodassi. La reverisco, reverendo padre Vincenzo Maria Ignazio Bartolomeo. Non esageriamo, me mammuzza mi mettevo solo Vincenzo, perché sennò quando era ora di richiamarmi, fino a quando mi chiamava con tutti questi nomi, io speravo. Mi si accomoda, prego, in cosa Beh. posso esserle utile? C'è Beh. scappato il leone o la tigre? La mia geretrice invece era una persona molto colta ed ha voluto perpetuare i nomi di miei illustri antenati, nonché quello del principe Umberto, al quale sono molto devota. Devota, ma non è ufficio santo. Ha ragione, non ancora, ma lo sarà presto. Sì, e lei cucciorisse? Ho i miei informatori in alto, molto in alto. In alto, molto in alto. E questo, i stidi davanti a luna oggi erano. O San Pedro. Persone molto vicine a sua santità. Sì, ma Vede, qui c'è gente di un certo livello, con conoscenze di un certo livello. Le aveva mio padre, prima di lui mio nonno, il mio bisnonno e ancora prima il mio trisavolo. e prima ancora l'uomo di Neanderthal, e prima ancora l'Homo erectus, e prima ancora Rarunchia Rustagno, e prima ancora Adamo ed Eva, che erano soli e picchia Eva ci dicevano buttana, non l'ho mai capito. Signoruzza, il sal dunque che io hai una certa premura qui Eva. Reverendo, lei ha sempre voglia di scherzare. Cardinale, prego. Vede, la mia famiglia è una famiglia molto blasonata. Nelle mie vene scorre sangue blu. Me E non lei, avevo mai a bisogno quale di ceto trasfusione. appartiene? Io a chi non ci scorro sangue rosso curato. Ci dicevo che non aveva mai bisogno di trasfusione questo sangue blu, che se uno lo colora io ricuscarisce. Mi scusi, reverendo, non volevo di certo offenderla, ma vede, a Cesare quel che è di Cesare. Sì, e ora io mi Augusto. Per chi viene qua, signoruzza? Che vuole di mia? Ragion di Stato. Ragion di Stato. Capisci, agente segreto. Chi è? Che succede? Potete parlare liberamente. Vede, caro reverendo, E non mi fa furriare a testa. stiamo attraversando un periodo molto buio per la nostra comunità. Un periodo? Molto buio. E abbiamo il dovere morale, dico morale, di risollevare le sorti di questo martoriato paese. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle future generazioni. Finivo o io a continuare un comizio in tale casa? Signoruzza, che mi viene a conto a me, che posso fare? Io sono un povero prete che ho preso i voti, una volta, e non ne posso dare più a nulla. Signoruzza, Qui è chi sto? Ah, Petro, che fai tu sempre qua? che si rapì la campagna elettorale io non sapeva niente. A lei cucciolisti di venire qua e fare un comizio. Da me casa. Petruzza, non ti mettere pure tu che io manco saccio chi sta perché viene qua. Signora, si accomodassi e mi dicessi il motivo della sua venuta. Io non posso perdere sto tempo. Figliuolo, purtroppo a te non è dato comprendere. Il fato con te purtroppo non è stato molto benevolo. Fu abbondazioso con lei, ame fata. Pedro, si metterono l'acqua santa.
state mutate su bissarri tu bastone in testa. Signorozza, che vuole da me? Io non hai a dire. Chi viene difficile è Che oggi, viene a signora? fici? Dicevo poc'anzi al reverendo che Cardinale, purtroppo- cardinale. scusi, al cardinale che malatempora currunt. Sopra questo siamo d'accordo. A seccare Signorozza. pure i ruvoli. Non c'era bisogno che mi ne a dire che c'è malutempo, ma sto malutempo lei non l'ho visto. Giusto. Siamo in estate che stiamo scattando rocauro. Appunto. Questo è il risultato dell'ignoranza. Anche questo. Figliuolo, non hai nemmeno una discendenza e pretendi di parlare. E a lei che ci interessa si va a discendenza. Oh, tu invece non intendi che tu che intendi tu. Lei mi disse, come a discendenza? A me le pinnoli per discendenza. State muta discendenza in nautra e dai a sangue blu. Non ne furria. Ah, Avanti. E quando- Signorozza, quando- lei si sta girando il quando lungo. uno va a discendenza va di blu. Muto per Giuseppe di non parlare quanto non avevamo ricca. Che vuole mia, se può sapere? Allora, dopo una profonda riflessione, sono arrivata ad una conclusione molto importante. Che arrivasti presto pure a conclusione qua. Ho preso una decisione Importante. destinata a cambiare le sorti di questa comunità. Ah, i Sì. sorti. Ci crede pure lei all'oroscopo. Mi candido a sindaco! Ah, ancora sentivo tanti belli auguri, signora. Signoruzza, a discendenza lei la va più davvero, ma mi si inizia, va. Appunto, tanti Ma belli l'intanto- auguri ed è E stato di un Padre piacere. Vincenzo chi vuole? Di me che vuole, che mi viene a comunicare. Ora la possiamo Padre anche Vincenzo ha già accompagnare preso fuori. un impegno. Cucco piglieste Ma- impegno. Con me. Io impegno non ne piglievo con nulla, piglievo solo con il Signore. E ora, se permette, io avessi tante altre cose da fare. Mi- Pietro, accompagna la signora. Mi scusi, reverendo, ma io ero venuta in questa casa piena di speranze. E se ne va disperata. Tanti auguri. No. Padre Vincenzo, ma là, sta qua. Ma io ho bisogno del suo appoggio. Se ne è appoggio fiorito, si aveva bisogno l'appoggio. Lo sentivo? Lei per quale motivo aveva venuto qua? Basta, ho capito. Non ce n'è carne paiatta e manco l'arto. Poi atto morivo, infatti. Io intendevo chiedere un contributo morale per questa mia ardua campagna. E Ma vabbè, dassi, poi ci contributi non ce n'è per nulla perché la chiesa è povera e quindi soldi non ce n'è. Ma io non intendo contributi economici. E niente. non avevo né contributi economici e né contributi morali. Che rompimento di testa. Tutti mi vengono a rompere una testa pure a me. Pure un Moiro Orfei stamattina mi spuntò. Comunque, Pigiuzzo, io ora... Chi mette mano all'arato e si volta indietro non è degno di entrare nel regno dei cieli. E si Amen. ricordi che mi viene a montare il Vangelo a me? Signio. Settiti, Pigiuzzo. Ai, ai. Come ha fatto? Ti passò a te l'idea di fare? da sciolica, finalmente signor. Lo sape che voleva? Voleva un contributo, voleva. Un contributo. Pure ne ha Voleva fare un sindaco a spese di Padre Vincenzo. Oh, mala rugata. Questo non è vero. Ma fra me e Ida qui è meglio. Meglio tu, Pigiuzzo. Vada, Piciuzzo, ti dica la verità, meglio tu. Però stai a dire una cosa. Che cosa? Petro, papà, Petro, stiamo a fare un'iniezione ora. Che da che ne ristoratori con due scemo Io non faccio pizzigionna. alla pigliatura. E che iniezioni è? Tu dormirai. Alla pigliatura. Se passi mi faccio iniezione per discendenza, posso fare un sindaco. Certo, no, chi da Uiri. ora, mi rotto, gioia. Vuoi il sogno scarto? Nautro ci n'era, a sciocco scacciotano. Alla pigliare tu. Sì, Ma io vai, con Ma se mi permesso. Sì, Però sì. ma se mi dissi che io ai medicinali me le pigliare all'11:20, sull'11:20. Ma può essere che sono sempre l'11:20, che allora ho fatto a pigliare i medicinali. Vai, piglici. Ma io dico non funziona.